Il mondo dello sport è confuso e preoccupato. Certo, in questo momento le priorità sono altre, ma tutta la base dello sport, soprattutto quello dilettantistico, non sa come affrontare il futuro. Quando si ripartirà, insomma, ci saranno molti punti da chiarire. Un tavolo tecnico permanente e attivo. Le figure principali sono l'assessore allo sport della regione, Cristiano Corazzari, e il presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle. Il movimento sportivo ricorda che dietro c'è anche un grande movimento economico che dovrà ripartire. Dobbiamo anche far sapere che il mondo dello sport poi deve essere riconosciuto non solo il divertimento di 200.000 volontari che lavorano nella nostra regione o di appassionati che si divertono, ma è un grande movimento sportivo economico. Un movimento, insomma, quello sportivo, che produce economia, sostiene il benessere fisico, muove grandi interessi. Quando riusciremo a uscire da questo periodo veramente imprevisto, imprevedibile e sconosciuto, dovremmo sapere che anche lo sport ha bisogno di essere aiutato a ripartire. Una questione, quella dello sport, che inevitabilmente si allarga anche alla questione degli impianti sportivi e della loro gestione. L'80% degli impianti sportivi è gestito da società sportive che sono senza scopo di lucro e che quindi non hanno capitali messi da parte per ripartire, ma dovranno essere aiutati. Lo sport si basa sulla relazione tra le persone, un patrimonio inestimabile per la nostra regione, ai primi posti in Italia per l'attività sportiva, per l'associazionismo e per i risultati conseguiti dai suoi atleti. Anche le società sportive per disabili si attendono aiuti. Lo sport aiuta molto la disabilità, che il mondo dello sport negli ultimi 20 anni si è impegnato che i nostri ragazzi e le nostre ragazze che hanno problemi fisici o mentali, eccetera, solo attraverso lo sport sono diventati grandi uomini e donne. Infine il mondo dello sport ricorda le società che organizzano eventi e manifestazioni che rappresentano l'1% del PIL veneto, tra montagna, mare, lago di Garda e Terme Euganee, un turismo sportivo che non va dimenticato.